Un eroe della Seconda Guerra Mondiale che spese la sua vita per lo Stato. Sì, oggi grazie all'amministrazione comunale di Favara e alla famiglia del generale Doro siamo qui per ricordare a 100 anni dalla nascita un appartenente a quello che si denominava il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, quindi un nostro ufficiale andato in pensione negli anni 70 e che partecipò alle operazioni belliche della Seconda Guerra Mondiale. È un modo per tenere vivo il ricordo dei nostri predecessori e di rinnovare la memoria di coloro che hanno onorato il nostro corpo. È stato uno degli eroi della Seconda Guerra Mondiale, ha partecipato anche a campagne d'Africa e oggi ricordiamo appunto il centenario dalla nascita, in una data particolare, l'11/11/1911 è nato e quindi oggi appunto ricorre il centenario. Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito del signor Vella, nipote appunto del generale Francesco Doro, e ci troviamo qui a festeggiare appunto questo evento. Siamo con il figlio del generale Francesco Doro, oggi si ricorda la memoria di suo padre. È una cosa che mi ha fatto molto piacere, sia questo pensiero di dedicare questa commemorazione a mio padre, sia il fatto che il paese si sia ricordato di mio padre con la sua strada, con la strada e con questa piccola manifestazione che alla fine come dire, fa piacere e provoca un senso di orgoglio per un genitore che posso dire ha fatto sempre il suo lavoro. Un ricordo di suo padre. Essendo in Africa, in una circostanza, sotto bombardamento nemico a Tripoli, aveva salvato dalle macerie un paio di civili con gli interventi di polizia del territorio. Noi siamo orgogliosi di partecipare a questa manifestazione per dare veramente onore a un eroe siciliano che ha dato tanto onore all'Italia con la sua partecipazione alla guerra mondiale, alla guerra d'Etiopia. E per noi è un onore essere qui. Lui è stato il nostro insegnante.